Bentornati e bentrovati a Storie. Abbiamo raccontato in queste puntate la religiosità dei greci e abbiamo visto che c'è una religiosità ufficiale, quella che vive sul Monte Olimpo, e c'è una religiosità non ufficiale, quella che vive attraverso i misteri. I misteri sono questi riti un po' segreti. Abbiamo visto in particolare i misteri di Eleusi che parlavano di Demetra, quindi della morte e della rinascita dell'uomo, ma ci sono anche altri misteri. I misteri orfici sono famosissimi perché rappresentano l'unione con la divinità attraverso la sessualità. Ecco, tutti questi misteri avevano come obiettivo finale quello di poter ridare all'uomo una prospettiva di vita che non fosse la prospettiva di vita formale della religiosità ufficiale, ma una prospettiva di vita interiore di cui l'uomo sentiva il bisogno. Ecco, l'uomo sentiva il bisogno di una vita interiore perché l'uomo, se coltivava la propria vita interiore, aveva la possibilità di coltivare due dimensioni fondamentali per la propria esistenza: il ponos era la fatica, e il kleos era l'onore. La fatica e l'onore, la fatica e l'incensazione, la venerazione da parte degli altri. Erano queste le due dimensioni a cui l'uomo tendeva attraverso i misteri, attraverso la religiosità. E questo si esplicava, si faceva vedere nei giochi sacri. I giochi sacri erano giochi che erano fatti in onore di eroi che tanto avevano faticato il ponos e tanto onore avevano acquistato il kleos, al punto tale che davano all'uomo la possibilità di dimostrare se nella propria vita quotidiana era stato capace di coltivare sia il ponos, sia la fatica, sia il kleos, sia l'onore. E attraverso il gioco l'uomo quindi riusciva a dimostrare il proprio valore. Faticando nei giochi, lottando nei giochi, vincendo nei giochi, l'uomo aveva riconosciuto il ponos, aveva riconosciuto il kleos, aveva riconosciuto la fatica, aveva riconosciuto il proprio onore. Ecco perché i giochi erano così importanti nel mondo antico, ed ecco perché i giochi avevano la caratteristica di essere giochi religiosi. Duravano 7 giorni, il primo e l'ultimo giorno erano dedicati a delle manifestazioni religiose e in mezzo c'erano delle vere e proprie gare in specialità molto diverse fra di loro, quella che noi oggi chiameremo atletica, il salto in lungo, il salto in alto, la corsa, quello che noi chiameremo il pugilato, quello che noi oggi definiremo con termini sportivi anche diversi rispetto al mondo antico. Erano le specialità in cui si cimentavano gli uomini per far vedere che attraverso il ponos, attraverso la fatica, era possibile raggiungere il kleos, era possibile raggiungere l'onore, esattamente come gli dei, come gli eroi avevano fatto in passato. E così facendo dimostravano di aver imparato la lezione di essere parte di un'unica grande anfizionia, di un'unica grande comunità religiosa che rendeva culto e omaggio ad un'unica grande istanza religiosa. I giochi più famosi, manco a dirlo, furono i giochi olimpici organizzati nella città di Olimpia a partire dal 776 a.C., giochi organizzati con una cadenza quadriennale, per cui i giochi di Olimpia furono così importanti, così antichi, che da quella prima Olimpiade, i giochi di Olimpia, si cominciò a datare la storia, per cui la storia viene datata in base alle Olimpiadi, la prima Olimpiade, la seconda Olimpiade, la terza Olimpiadi. Ogni 4 anni, dal 776 a.C., i giochi di Olimpia danno il nome al calendario, scandiscono il tempo del mondo dei greci, proprio a indicare come era importante stabilire una tregua, un momento di separazione, un momento in cui gli uomini non andavano neanche in guerra, ma si dedicavano a dimostrare che cosa c'era dentro di sé. E per dimostrare che cosa c'era dentro di sé dovevano conquistare attraverso la fatica, il ponos, l'onore, il kleos che dava il gioco, che dava la vittoria. Non erano semplici giochi, erano esercizi religiosi. A noi sembra strano, ma questo era il fondamento del mondo greco. Ne parliamo sempre domani, sempre qui, sempre a Storie.